Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. L'Etna alza la voce, il vulcano si è svegliato con forti boati e una nuova colonna di cenere. La pioggia di Lapiglia ha annerito Zafferana, attrazione per turisti ma tanti disagi per i residenti. A Stromboli continua l'eruzione, anche oggi la Commissione Grandi Rischi si è riunita per valutare la situazione. Bimba di 3 anni muore in incidente, illesi la madre e il fratellino gemello, alla guida il padre era senza patente e positivo all'alcol test. Vacanze a casa per tanti siciliani che promuovono il mare e le spiagge dell'isola. A Catania il centro storico si anima con le visite all'anfiteatro romano e la stagione dei saldi. Domenica di tregua sulla A18 dove è scomparso il cantiere tra Cireale e Giarre che per settimana ha causato incolonnamenti in autostrada. Partecipazione e cittadinanza sono le sfide indicate da Luigi Renna, arcivescovo di Catania, alle settimane sociali in corso a Trieste. Il suo intervento prima del discorso del Papa. Calciomercato, primo giorno di ritiro oggi a Livigno per il Palermo che ha preso dalla Fiorentina il terzino Pierozzi. Sunas e Verna del Catanzaro tra gli obiettivi del Catania. Buongiorno, dunque una bimba di 3 anni è morta in un incidente in un'auto in cui viaggiava con la famiglia. Alla guida dell'auto c'era il padre che è risultato positivo all'alcol test e anche privo di assicurazione. Ne parleremo tra poco, ma intanto parliamo con l'Etna che stamattina ha dato la sveglia con boati e fontane di lava e l'immancabile ricaduta di sabbia lavica, pioggia di cenere nel versante sud-est del vulcano. Sentiamo Tonino De Mana. Un'altra eruzione, un altro risveglio tra ripetute esplosioni, fontane di lava e l'immancabile cenere lavica. Etna, croce e delizia, da un lato lo spettacolo della natura, dall'altro il rovescio della medaglia, con interi paesi sepolti dalla cenere vulcanica, questa volta caduta copiosa su Milo, Sant'Alfio, Santa Venerina, Zafferana e Giarre. Il risveglio dell'Etna è coinciso con quello degli abitanti, scossi poco prima delle 4 da una serie di boati che hanno preceduto l'eruzione, con fontane di lava visibili anche in Calabria. La nube vulcanica si è così levata per 5 chilometri, questa volta risparmiando la città di Catania, messa a KO dalla recente eruzione e facendo tirare un sospiro di sollievo dalle parti dell'aeroporto di Fontanarossa. Osservato speciale ancora il cratere voragine, con l'INGV di Catania a monitorare l'evolversi della situazione. La frenologia è stata la stessa, però i venti dominanti in direzione est hanno causato la ricaduta di materiale piroclastico fra i paesi di Zafferana e Milo e Giarre. La frenologia si è conclusa dopo circa 6 ore e rientra nella tipica attività esplosiva di intensità parossistica dell'Etna che ormai caratterizza questo vulcano da oltre 20 anni. Conclusa l'attività stromboliana intorno alle 11 resta una colata lavica nella zona sommitale nord-ovest. Nei comuni di Sant'Alfio, Santa Venerina e Zafferana è stato istituito il COC, mentre a Giarre è stato organizzato un vertice intercomunale per fare il punto della situazione e coordinare le azioni di soccorso ed intervento. E tra i paesi Zafferana in particolare è stata annerita dalla cenere, la pioggia lavica attrae i turisti con lo show della natura, ma per i cittadini è emergenza quotidiana. Ancora Tonino De Mana. Un'autentica pioggia di cenere su Zafferana, siamo a Piazza Umberto, letteralmente ricoperta della coltre nera. Guardate questi tavolini. Più di 2 centimetri di cenere vulcanica depositata. Ombrelli aperti, ma non per la pioggia, tanto attesa in questo torrido inizio d'estate. L'emergenza cenere lavica colpisce duro questa volta il versante sud-est dell'Etna, ricoprendo di sabbia nera Zafferana e dintorni. Mattinata surreale tra chi spazza o si ripara dalla cenere e chi la immortala, pronta a portarla a casa come souvenir. Da dove viene? Da Padova. Per lei questo è uno scenario mai visto? Mai visto e spettacolare, la natura ci ha proprio lasciato senza parole stamattina. Scommetto che lei prenderà una bottiglietta e porterà un po' di cenere. Già fatto, anche perché ho i bambini di là che sono rimasti affascinati. Un'attrazione. Per noi che siamo in vacanza sicuramente, per chi abita qua e deve magari andare a lavorare potrebbe essere un disagio. Lei che ha pronto qualcosa, una bottiglietta per portarsi questa cenere a Novara? Non ancora, ma farò in tempo. Dove porterà questa cenere? A Novara. E cosa dirà, cosa racconterà ai suoi concittadini? Che è bellissimo.
Da un lato il turismo, dall'altro i disagi e la consapevolezza di affrontare una ciclica emergenza. Purtroppo torniamo a gestire l'emergenza che abbiamo già vissuto nei 5 anni precedenti, lo facciamo con il sistema che ormai è rodato, abbiamo attivato il COC, abbiamo predisposto le ordinanze che riguardano la circolazione e ora iniziamo a contattare le ditte per cominciare a pulire il territorio. Rinviata a data da destinarsi anche la cronoscalata automobilistica Giarre Milo ed ora come sempre resta il problema della raccolta e dello smaltimento della cenere che ha già mandato in tilt Catania, tanto da indurre il sindaco trentino a rivolgersi con un post su Facebook ai propri concittadini chiedendo pazienza visto che il servizio di raccolta potrebbe durare più del previsto. In parallelo anche a Stromboli l'eruzione continua, anche questa mattina si è riunita la commissione Grandi Rischi che sta monitorando la situazione del vulcano delle Eolie. Francesco Triolo. Continua la colata lavica sulla sciara del fuoco di Stromboli, l'eruzione che si era arrestata nella mattinata di ieri e poi ripresa portando anche ad un abbassamento della bocca sino a sotto quota 500 metri sul livello del mare. È comportante anche il distacco di blocchi dal fronte lavico che verso la linea di costa raggiungono l'acqua. Il comune di Lipari ha interdetto le spiagge più prossime alla sciara del fuoco e quelle per le quali i tempi di allontanamento in caso di attivazione delle sirene siano troppo lunghi, come ad esempio la spiaggia lunga e le calette nell'area di Piscità. Raddoppiata la presenza dei vigili del fuoco nell'isola che stanno utilizzando il geoportale per il monitoraggio cartografico avanzato grazie al supporto dei dati satellitari per garantire una sorveglianza continua e dettagliata. Vietato l'attracco ai vaporetti delle escursioni giornaliere che si sono riversati su Panarea. 3.000 turisti e 15 vaporetti sono arrivati solo ieri in poche ore provocando la rabbia degli isolani. Intanto anche questa mattina si è tenuta una riunione della commissione Grandi Rischi ed i centri di competenza alla luce dei continui mutamenti del vulcano hanno evidenziato la necessità di tenere sotto controllo la situazione di instabilità della sciara del fuoco e il conseguente rischio tsunami. Anche Messina con un'ordinanza del sindaco ha attivato il centro operativo comunale per l'emergenza Stromboli per attivare le procedure previste in caso di eventuali movimenti anomali del mare. Veniamo adesso alla notizia di cui parlavamo in apertura. Un'auto è finita contro un muro alle porte di Palermo. Nell'impatto è morta una bimba di 3 anni. Alla guida dell'auto c'era il padre che era senza patente ed è risultato positivo all'alcol test. Maglio Viola. Tragedia la scorsa notte alle porte di Palermo. Una Volkswagen Polo condotta da un uomo di 40 anni per causa in via di accertamento è finita contro un muro in via Natta a Villabate, paese confinante con il capoluogo. A bordo dell'autovettura viaggiavano 4 persone, in pratica una intera famiglia. Nel violento impatto ad avere la peggio è stata la piccola Aurora, figlia della coppia di appena 3 anni. Viaggiava con tutta la famiglia, madre, padre e fratellino gemello. Tutti e 3 gli altri occupanti del mezzo sono rimasti illesi, la bambina invece è morta sul colpo. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per capire come questo sia stato possibile. Secondo le prime indagini condotte dai militari, il padre di famiglia, l'uomo di 40 anni alla guida della vettura, aveva un tasso alcolemico superiore al limite di 0,50 microgrammi per litro, guidava senza patente perché ritirata e la vettura risultava essere senza assicurazione. I carabinieri della compagnia di Misilmeri stanno cercando di capire l'esatta dinamica dell'incidente per stabilire come sia morta la piccola Aurora. La salma si trova all'Istituto di Medicina Legale per eseguire l'autopsia disposta subito dalla procura. Un bacchino di metallo carico di migranti è affondato in acque internazionali. Un peschereccio tunisino che si trovava a poca distanza ha soccorso 44 persone tra gambiani, guineani, malesi e senegalesi. 3 sarebbero dispersi. I naufraghi sono stati trasbordati su una motovedetta a Lampedusa. I 44 migranti, fra cui una donna, hanno riferito di essere partiti da Sfax in Tunisia venerdì notte e di avere pagato 800 euro a testa per la traversata. Cambiamo argomento, vacanze a casa per tanti siciliani che promuovono il mare e le spiagge dell'isola. Francesco Aloi. Voi per le ferie avete scelto la Sicilia dalla Sicilia. Sì, perché il nostro mare non lo cambierei mai con nessuno. Lei arriva da? Da Catania. La Sicilia è la terra più bella che c'è. Voi da dove arrivate? Da Catena Nuova, il paese più caldo d'Europa.
Ma cosa vi ha colpito di più della Sicilia? In realtà siamo appena arrivati, quindi ancora adesso non glielo so dire. Lo scopriremo. Abbiamo una settimanina ancora. Volevamo vedere il mare e volevamo scoprire la Sicilia. Sotto l'ombrellone ci si rilassa e lo fa sia chi è già in vacanza sia chi è rimasto a casa. Dove andrete in vacanza? A Favignana. Fine. Quindi resterete in Sicilia? Sì, in Sicilia. Il mare della Sicilia è bellissimo. Facciamo una settimana del Ferragosto a Milazzo con la famiglia. Andrò in vacanza a Lampedusa, isola siciliana, bellissima. Quindi, dove pensa di andare? Lampedusa. Tra le mete preferite dagli italiani secondo JetCoast, nella top 10 ci sono Lampedusa, San Vito Lo Capo e Favignana. Molte al mare, i turisti sono affascinati anche dalle bellezze dell'isola. Il centro di Catania, in particolare, tanti turisti all'Anfiteatro Nero, tornato fruibile da pochi giorni, mentre le vie dello shopping ritornano vive grazie ai saldi. Desiree Ferlito. 78 anni mai, la prima volta. Catania si ritrova tra turisti e cittadini a scoprire la città. L'anfiteatro romano di Piazza Stesicoro riapre le sue porte dopo diversi anni di chiusura e in questa prima domenica di apertura con ingresso promozionale a €3 è tanta la gente che ha preferito la Catania sotterranea a una giornata al mare. Una cosa da visitare, da fare, da buon catanese era da visitare. Un esempio unico al mondo, l'anfiteatro romano di Catania, realizzato in pietra lavica e per questo definito il Colosseo Nero. Con i suoi leggendari sotterranei è tornato a incantare i visitatori, riaperti anche scorci finora interdetti dell'arena capace di ospitare 15.000 spettatori. Molto bello, secondo me è una cosa veramente interessante poter visitare, la storia della nostra città, visitare questi luoghi finalmente aperti al pubblico. E in una Catania più bella che mai, tra storia e cultura, c'è chi si dedica allo shopping nel secondo giorno di saldi estivi. Devo dire sta andando molto bene, c'è tanta gente, anche turismo, quindi non solo italiani ma per lo più stranieri. Ha trovato la giusta occasione? Sì, certamente. Ha riscontrato la convenienza, rispetto? Sì, senza dubbio, sì, l'ho riscontrata. Cosa hai trovato? Creme solari, poi shampoo, balsamo e creme viso. Acquisterai qualcos'altro, pensi? Stavo guardando di là se trovavo qualcosa da scout, sto guardando in giro, sì. Partenza positiva per la stagione, esercenti in festa, clienti a caccia di occasioni. Domenica di tregua sulla A18 dove è scomparso il cantiere tra Cireale e Giare che per settimane aveva causato incolonnamenti in autostrada. Emanuela Corsi. Poco prima dei Caselli il Consorzio Autostrade Siciliane ha messo questo cartello: stiamo riqualificando la rete autostradale, guidare con prudenza, ci scusiamo per il disagio, buon viaggio, e vedremo se sarà veramente un buon viaggio. Domenica di respiro sulla A18 nel tratto tra Cireale e Giarre dove sono in corso lavori di manutenzione. Percorrendo il tratto autostradale, come possiamo vedere, non ci sono più i restringimenti che quotidianamente causano da mesi lunghe file e chilometri di coda, soprattutto nei fine settimana. Una bella sorpresa per i tanti automobilisti in viaggio che si aspettavano un'altra domenica di passione per raggiungere le spiagge del litorale. 2 settimane fa, con le nostre telecamere, vi abbiamo mostrato mezzi incolonnati già a partire dai Caselli di San Gregorio, con gli utenti che gridavano alla vergogna. Una situazione perdurante fino a ieri, a stagione turistica avviata. Sotto accusa il CAS, Consorzio Autostrade Siciliane, che gestisce sia la Messina-Catania che la A20 Messina-Palermo, dove anche lì gli utenti segnalano lavori infiniti, criticità e disagi a fronte di costi elevati e spesso non dovuti. Ieri il Codacons ha presentato un esposto ai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro e una diffida al consorzio per valutare la sospensione di ogni attività a seguito delle omissioni nel cantiere, perché stando a quanto denunciato da automobilisti e pendolari, si legge in una nota, si creano enormi disagi oltre al fatto che gli operai non indossino protezioni di sicurezza. I lavori sulla A18, che ricordiamo si protraggono da mesi, riguardano la sostituzione dei guardrail. Il consorzio ha programmato la sospensione dei lavori tra una settimana a partire dal 15 luglio. Il clamore mediatico e le continue denunce forse hanno concesso questa tregua domenicale. Partecipazione e cittadinanza sono le sfide indicate da Luigi Renna, l'arcivescovo di Catania, alle settimane sociali in corso a Trieste. Ascoltiamolo. Abbiamo attinto all'inchiostro della democrazia per rinsaldare il legame tra storia e futuro. Risaltano 2 parole, traduzione concreta della dottrina sociale della Chiesa e del suo magistero:
partecipazione e persona. Entrambe con la lettera P, non è un caso, come la politica, anzi la miglior politica, come lei ci dice nella Fratelli Tutti, a servizio del bene comune, dell'Italia, dell'Europa, del mondo intero, con lo stile della fraternità, quello che ci insegna il buon samaritano. Tutti insieme abbiamo trovato qui il luogo per riscoprirci popolo che è pronto a partire e a riprendere il suo cammino nella vita quotidiana, con delle grandi sfide, quelle della partecipazione e quella di una cittadinanza vera, autentica. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. Forse non tutti sanno che anche ad Agrigento c'è una scuola di pupi siciliani ispirata ai maestri di Palermo. In vista dell'evento Capitale della Cultura, ora è possibile ammirare l'esposizione museo. Davide Sardo. Nel centro storico, a pochi passi dal Teatro Pirandello, in uno dei locali dell'ex convento dei Padri Filippini, è esposta la collezione dei pupi realizzata dal maestro Carmelo Guarneri. Si tratta di una mostra permanente di ben 50 esemplari di pupi lavorati rigorosamente a mano che rievocano le epiche gesta cavalleresche dei paladini di Carlo Magno in lotta contro i saraceni, con tutto un corredo di scenari e sipari. Ho imparato per conto mio a fare i pupi siciliani scuola palermitana, perché ci sono due scuole, c'è la scuola palermitana e la scuola catanese. Questa è scuola palermitana, però né li ho visti fare e neanche me lo hanno insegnato. E i nostri pupi che abbiamo qui ad Agrigento, questa vasta collezione di pupi siciliani, non sono secondi a nessuno. Nella prospettiva di Agrigento, capitale della cultura, l'esposizione assume un valore di rilievo e attrae numerosi turisti e soprattutto bambini affascinati dai pupi con le loro armature luccicanti e le piume variopinte sugli elmi. La città di Scicli diventa un francobollo di Poste Italiane, fa parte della serie dedicata ai borghi. Veronica Barbarino. Poste Italiane comunica che oggi il Ministero delle Imprese del Made in Italy emette francobollo dedicato alla città di Scicli. Annulliamo francobollo facendolo vivere. Scicli in un francobollo, icona per collezionisti. Il prestigioso riconoscimento ha ottenuto tramite le mani del sindaco e dei rappresentanti del Ministero delle Imprese, del Made in Italy, della Zecca e di Poste Italiane l'annullo filatelico nel primo giorno di emissione. 250.000 copie in tutto per il francobollo ordinario appartenente alla serie tematica Il patrimonio naturale e paesaggistico, dedicato ai borghi d'Italia in cui vengono celebrati anche Pesco Costanzo, Stilo e Codrongianos. Naturalmente il nostro Ministero è stato ben felice di concedere l'autorizzazione a questa serie turistica per uno dei borghi più belli del nostro paese, che è Scicli. Il francobollo, realizzato grazie a una foto donata da Luigi Nifosi, ritrae il Colle di San Matteo, immagine simbolo della città iblea, il cui centro storico è stato dichiarato nel 2002 patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO. San Matteo, che è l'emblema della nostra città, chiunque arriva, chiaramente la prima immagine va a guardare è quella. Ora averla anche su un francobollo è una cosa importantissima. In tanti hanno acquistato le prime copie con annullo primo giorno in tariffa B, come souvenir ricordo della vacanza per arricchire la propria collezione o sperando in una futura acquisizione di valore. Ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi le novità di calciomercato. Siamo al calciomercato, primo giorno di ritiro, oggi a Livigno per il Palermo che ha preso dalla Fiorentina il terzino Pierozzi, a breve l'ufficialità di Anastasio al Catania. Sergio Colosi. Il primo a faticare in ritiro è il Palermo che tra piogge e basse temperature ha cominciato a Livigno la nuova stagione. La società ha chiuso la trattativa con il terzino destro Nicolò Pierozzi, 23 anni dalla Fiorentina, la scorsa stagione 12 presenze in Serie A con la Salernitana e 3 con i Viola tra Conference e Primavera 1. Operazione definita con lo Spezia, il difensore Nicolau diventa rosanero, al club ligure Soleri a titolo definitivo e Aurelio in prestito.
Questione di ore anche per l'ufficialità del passaggio del terzino sinistro Armando Anastasio al Catania, molto attivo sul mercato. Nel settore di centrocampo rimane aperta la pista che porta a Ciccio De Rose, ma dopo Sunas si segue un altro tesserato del Catanzaro e Luca Verna, 31 anni, con tanta esperienza in B. Un dato è certo, la mediana rossazzurra sarà di categoria superiore. Per l'attacco sondaggio per Claudio Morra, l'ultimo anno 20 gol con il Rimini. Tello interessa al Pisa, sfumato il passaggio al Modena di Furlan. Programmazione e organizzazione non appartengono al Messina Gestione Sciotto, che tra una trattativa e l'altra per la cessione dell'ACR in più di 2 mesi è riuscita a confermare Modica e scegliere Pavone. Tra 35 giorni Coppa Italia a Crotone e ad oggi l'organico conta solo 5 calciatori. Dopo Canutè e Carici, il Trapani, che sogna il ritorno di Murano, avrà una nuova coppia di centrali in difesa, quasi fatta per ben assai della Lucchese, vicino anche Celiento del Bari, con il capitano Sabatino riconfermato e alternativa nel reparto. È tutto per questa edizione, l'informazione torna come sempre alle 19, grazie a tutti, una buona domenica.